Prima abbiamo presentato Yassine Marrocco, appunto, buon pomeriggio Yassine, Buongiorno. regista. Sì. Sì, regista posso dire anche di Udine, visto i precedenti figlio di immigrati sardi che sono arrivati nel 30 in Marocco, non si sono più spostati Mhm. e poi ai miei 18 anni sono venuto in Italia. Sono arrivato a Udine e dopo 10 anni sono ancora qua. Boh, ho girato un po' dappertutto a provare varie esperienze, però rimane il ritorno sempre continuo in questa realtà friulana. Sì, poi abbiamo sabato 23 giugno alle 11.30, dalle 11.30 alle 13, la Casbah, scene della nuova Udine, a cura di Marco Rioles. La Casbah di Udine ne parleremo dopo. Permettimi di agganciarmi subito a una cosa detta da Yassine, che secondo me è un simbolo importante di questa discussione. Mettiamola così. Yassine nasce in Marocco, a Casablanca. Viene qui, gira alcuni film, li presenta, oggi è responsabile di una sezione importante, di una manifestazione importante. Casablanca è stato un simbolo, Altro che. è stato un simbolo, è ancora un simbolo, possiamo dirlo, e mi sembra che il film sia uno dei più, tra i primi tre apprezzati a livello mondiale, e un simbolo che nel 1943 esce, un simbolo mondiale che arriva da Casablanca, ma in realtà non fu mai girato a Casablanca, questo lo dobbiamo dire, però di fatto questo è il mondo in cui viviamo, non è necessario. Era ricostruita però abbastanza bene. Non è necessario che una cosa sia vera o sia falsa, ma il mondo in cui viviamo è globale. È globale e vive di questi simboli. Quindi grazie a Yassine di avercene offerti alcuni. Udine accoglie i popoli, la diversità culturale. Yassine Ormai comunque è un processo irreversibile questo qua, di questa integrazione continua e costante che comunque porterà i popoli a avvicinarsi per forza. Non si potrà andare contro questa tendenza e secondo me nel giro di una ventina di anni Udine sarà un archetipo della riuscita di questa fusione. Ma Vanessa Raffin è studentessa, appunto. Quale facoltà, Vanessa? Di scienze della formazione primaria. Io spero, ecco, che si arrivi a questa convivenza, perché non può esserci anche uno scontro, non è Di per fatto forza dei Uno fatti. scontro di culture. Uno vuoi scontro dire? di culture, certo. Che fa parte della ciclicità comunque dei periodi della storia umana. Orioles, sì. Abbiamo collocato il corso di sociologia a cui Vanessa ha partecipato, la studentessa, sotto una insegna possiamo vivere insieme, un punto interrogativo, il punto interrogativo provocatorio, perché io ci metto volentieri, lo toglierei volentieri, ci aggiungerei la risposta sì, molto volentieri, però io lascio da ricercatore il punto interrogativo e giro la risposta, così questo abbiamo fatto io e Vanessa in questi mesi, giro la risposta ai cittadini di Udine, a tutti i cittadini di Udine che abbiamo potuto incrociare, effettivamente E cosa hanno risposto? ci fanno ben sperare che se a parole siamo capacissimi di scontrarci e di contrapporci, ma di fatto nei comportamenti quotidiani la città di Udine, così come tanti altri posti insospettabili, dimostra di essere assai avanti rispetto alle parole. La situazione in generale nel paese si sta migliorando, la gente ha voglia di fare, di buon auspicio. Sì. Sì, il Marocco è uno dei paesi a cui si guarda con maggiore speranza Esatto, su quell'arco esatto. geopolitico, potrei dire. Mhm. Il potere ha Non capito. usiamo parolacce oggi qui. Poi in Marocco si fa anche tanto cinema, no? C'è questa Yassine, sorta di grande questo è cinecittà. questo che ci devi raccontare. C'è tanto da fare. Ma c'è tanto da fare dappertutto, sia in Marocco che Sì, ma c'è anche qui. questa grande struttura, no? Che è una sorta di I famosi cinecittà, studios, sì, i famosi sì, sì, studios, sì. Che ma che sono attivissimi. sono studios italiani, per la Sì, però sono precisazione. Marocco, ti ricordi dove? Girano tutto l'anno, sono a Ouarzazate Ah, e in questo momento mi sembra che stiano facendo i primi lavori per il prossimo film mi scappa vabbè. il nome, di Ridley Scott, esatto. Ah, Ridley Scott, Sì. addirittura, va bene.
you